Traballa il mercato del mattone a Treviso e ad inferirgli il colpo di grazia potrebbe essere la pedonalizzazione del centro storico per come è stata programmata, con la graduale chiusura al traffico senza l'immediata predisposizione di servizi e iniziative come parcheggi scambiatori, bus navetta ed eventi di richiamo. A paventarlo è la FIAIP, associazione sindacale che conta 180 agenti immobiliari, già alle prese con una situazione di stagnazione se non addirittura di recessione. Alla fine del 2013 le compravendite di case erano calate del 10,1% e i prezzi erano scesi del 7,2%, mentre nel primo semestre del 2014 le quotazioni si sono ulteriormente abbassate del 4,4%. Per uffici e negozi il crollo è ancora più vistoso, acquisti e vendite sono diminuiti di quasi il 20% e il ribasso dei canoni di locazione sfiora il 6%, al punto da attestarsi ormai ai livelli di 20 anni fa. Secondo gli addetti ai lavori, l'introduzione della ZTL dovrebbe perciò essere accompagnata da misure cuscinetto. Creare dei piccoli negozi, delle attività di carattere artigianale che consentano nuovamente alla popolazione di poter riaccedere al centro storico. Il timore è di una ulteriore desertificazione del cuore della città dopo la mazzata del trasloco delle istituzioni all'Appiani. Quasi tutti i servizi sono stati spostati all'esterno e allora io mi chiedo quale sia oggi il vantaggio di abitare in centro a città. Tanto più, osservano le agenzie, perché dall'interno Mura è cominciata la fuga dei negozi che fanno sempre più rotta su strada Ovest. Gente che magari ha già subito una prima chiusura tipo in piazza San Vito mi ha già chiesto: apriamo un negozio alternativo in Viale della Repubblica o troviamo qualcosa lungo le mura dove si potrà accedere con le auto.